Secondo ospite del nostro telegiornale, Renato Valusso, Friuli contro la crisi. Lei rappresenta un'associazione, siete una sorta di più associazioni per quanto riguarda insomma, questo momento di difficoltà, a cercare di fare informazione, soprattutto la ricetta per uscire dalla crisi. Qual è? Ma la ricetta chiaramente non è una sola. Sicuramente adesso c'è bisogno di maggiore coesione, secondo me, non solo per quanto riguarda i gruppi e le associazioni, ma anche le singole persone, e quindi adesso come adesso sarebbe molto importante riuscire a, anzi approfitto proprio di questo... No, è importante questa cosa perché lei me l'ha anche sottolineato dietro le telecamere, voi cercate di coinvolgere sempre di più le persone. Esatto. A differenza della cultura e dell'ideologia politica, voi siete una rappresentanza a 360 gradi, perché? Infatti. Perché se si fa squadra si vince, Esatto. se si va ognuno passo conto, chiaramente no. Questa è la realtà. E quindi l'idea è questa, approfitto appunto per lanciare un appello a quante più persone possibile che sono all'ascolto per quanto riguarda delle situazioni di difficoltà, di disagio lavorativo, di precarietà. Anche prima questa storia di questa famiglia udinese, esatto, no? Che il direttore sta tra l'altro... Precisamente, sono situazioni molto più diffuse di quanto non si creda. Per una persona che ha il coraggio di esporsi e di illustrare la propria situazione di difficoltà ce ne sono tantissime altre che non lo fanno e questo purtroppo non aiuta a venire allo scoperto e a chiedere alle istituzioni, naturalmente collaborando con le istituzioni, delle soluzioni che secondo noi si possono trovare sul territorio regionale, perché non va dimenticato che malgrado il momento di grande difficoltà economica ci sono ancora un sacco di risorse che gli enti locali, la regione in modo particolare, a nostro avviso potrebbero essere gestite meglio e con più efficacia. Senta, esiste ancora il mito Friuli? Il Fasendi Bessoi esiste ancora? Ma c'è qualcuno che lo pensa ancora e cerca di comportarsi di conseguenza, però tutto sommato io personalmente non ci credo. Io credo che ci debba essere una collaborazione a livello non solo locale ma poi che ci siano delle caratteristiche positive, delle qualità del popolo friulano, vabbè, quelle ci sono. Rimane, no? Nel DNA, insomma, ci vogliono un paio di generazioni prima di schiodare la cosa. Esatto. Ricordiamo avete un gruppo Facebook dove eventualmente contattarvi? Sì, Friuli contro la crisi, che è un sito e anche un gruppo Facebook. E tra l'altro stiamo mettendo in piedi qualcosa di importante insieme a Renato Valusso e vedremo insomma nelle prossime settimane se andrà, come si dice in questi casi, in porto. Grazie a lei per il suo intervento, cercheremo anche poi nelle prossime settimane, anche nei prossimi giorni, insomma, di dare ulteriori informazioni ai nostri telespettatori.